Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, lunedì 13 maggio. Ieri mattina, tra gli eventi che si sono tenuti presso lo stabilimento Indiga a Sottomarina, si è tenuta una dimostrazione dell'importanza delle unità cinofile in caso di servizi di soccorso in mare. Promotore dell'iniziativa è il Leo Club, che ha invitato la Scuola Italiana Cani di Salvataggio sezione del Veneto, intervenuta con una decina di cani, quasi tutti Golden Retriever, ma tra loro anche Border Collie e un maestoso Terranova. Questi si sono cimentati in esercitazioni di salvataggio, dimostrando quanto possono essere utili in interventi di soccorso di persone in difficoltà, anche più di una nello stesso intervento, cosa che per una persona, anche per il miglior bagnino, può risultare impossibile. Tra le varie simulazioni, l'ultima ha visto la collaborazione dell'ospedale civile di Chioggia, i cui operatori hanno messo in pratica un intervento di pronto soccorso dopo il recupero del malcapitato in mare. L'evento ha visto la partecipazione di un noto veterinario, Luigi Marangoni, che ha descritto quali sono i rischi che può correre un cane in ambienti caldi e soleggiati. Sono state anche donate da uno sponsor 2 tavole Rescue Soup per agevolare il servizio di assistenza, che saranno messe all'opera sia sulla spiaggia di Sottomarina che su quella di Isola Verde. Tutte le unità cinofile intervenute sono composte da volontari con cani di proprietà. Per questi ultimi il soccorso è visto come un gioco che gli permette di entrare in acqua, un ambiente, abbiamo visto questa mattina, per il quale sentono un richiamo fortissimo, entusiasti come erano di tuffarsi in acqua e giocare con il loro padrone. Durante gli interventi la presidente dell'associazione ha dato esaustive descrizioni del lavoro che si apprestavano a fare gli animali, permettendo al tanto pubblico intervenuto di seguire le varie fasi degli interventi. È entusiasta sia il sindaco Armelao che l'assessore De Perini di tale iniziativa, che permette ai lidi di Sottomarina e di Isola Verde di avere un presidio per la sicurezza in più, distinguendosi anche per questo nel vasto panorama di litorali. Nell'occasione il sindaco ha ricordato che il progetto dei droni di salvamento sta prendendo concretezza e proprio sul tratto di litorale di fronte all'Indiga inizierà il suo percorso. All'iniziativa hanno collaborato, affiancando il Leo Club, l'amministrazione comunale e gli stabilimenti balneari afferenti ad Ascot. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Domenica scorsa è stata veramente una domenica di qualità, caratterizzata non solo dal bel tempo, ma anche dalla presenza di numerosi eventi che hanno animato l'intera giornata. Tra questi, sicuramente di notevole spessore, è stata la manifestazione denominata Andando a Torsio, organizzato dalle associazioni Pirati Sea Kayak e Cavalli Marini. L'obiettivo principale di questa manifestazione era quello di creare un momento di comunione a sostegno dell'associazione Andos, Donne Operate a Seno, con una cerimonia si è tenuta nei giardini vescovili, durante la quale è stato piantato un albero simbolico. Centinaia di partecipanti, tutti vestiti con magliette blu, hanno preso parte all'evento, mentre decine di kayak coloratissimi sul canale Perottolo, creandolo uno spettacolo scenico stupefacente. La processione di kayak attraverso il canale di Chioggia è stata accompagnata da una camminata organizzata da Cavalli Marini. La manifestazione è stata sponsorizzata dal supermercato Family e Banca di Credito Cooperativo. Durante la cerimonia l'amministrazione comunale è stata rappresentata dal presidente del consiglio comunale Beniamino Bosco Capò, che ha preso la parola per sottolineare l'importanza dell'assistenza fornita dall'Andos alle donne che attraversano momenti delicati nella loro vita. Tra gli sponsor, particolare riconoscimento è stato rivolto al titolare di Palazzo Goldoni, la quale ha fortemente voluto questo evento per dimostrare gratitudine all'Andos e per il suo prezioso sostegno alle donne in momenti di difficoltà.
Bellissima manifestazione, vedere tutte queste persone con la maglietta azzurra. Ce la fai? Ti sposto un po', scusa. Ce la fai così, sì, dai. Grazie, ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao caro, ciao, ciao. Ok. Bene, chiudiamo qui questa diretta. Ciao a tutti, buona domenica, buon proseguimento. Vi ricordiamo che a Indiga c'è un... Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ieri mattina abbiamo avuto occasione di vedere la spiaggia di Sottomarina in pessime condizioni all'altezza della diga, ma sappiamo che le squadre Veritas stanno lavorando alacremente perché prima dell'inizio di stagione il litorale sia pulito in ordine in attesa dell'arrivo dei turisti. Qualche giorno fa l'area era abbastanza pulita, tanto che si era pensato che si fosse passati a togliere i detriti dal litorale. Ieri era invece in queste condizioni, tutta colpa delle correnti che portano detriti in quest'area e, come abbiamo constatato, non più nei pressi della diga del Brenta, dove si accumulava fino a qualche tempo fa. Ricordiamo che la spiaggia di Sottomarina è nata proprio dai detriti portati dal mare provenienti dai fiumi, proprio come stanno giungendo adesso. Le strutture che sono state messe a protezione del litorale, le dighe, la soffolta e la lunata, probabilmente stanno contribuendo a un cambio di correnti di cui questo è un risultato. L'unica preoccupazione è che probabilmente la pulizia delle spiagge concordata dovrebbe essere calcolata anche in base a questo cambiamento, con ulteriori spese per le casse comunali che per la pulizia del litorale sta già impiegando importanti risorse. Anche in questo caso si parla di rifiuti spiaggiati raccolti lungo l'entroterra dalle acque del Brenta e dell'Adige, il cui recupero grava sul comune su cui i fiumi aggettano Chioggia appunto. Tra tutti i detriti si nascondono microplastiche, macroplastiche, latta, cocci di vetro e tanto altro portato dal mare, dai fiumi e dalle correnti, ma non deve tornare al mare, va raccolto, ma il costo non può gravare solo su Chioggia e sui chioggiotti. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia. A Cona, su invito del sindaco di Cona Alessandro Aggio e alla presenza di diversi, diciamo, autorevoli esponenti della Lega, tra cui il segretario della Lega provinciale Vallotto, ma ovviamente il protagonista è il ministro Matteo Salvini. E c'era anche la nostra, permettetemi il termine nostra, eurodeputata Rosanna Conte, che ha partecipato appunto all'invito e ha ricordato come la Lega nel Parlamento europeo non ha mai accettato compromessi. Ha dato anche una stilettata così ai 5 Stelle, che grazie ai loro voti, con 9 voti la von der Leyen è stata eletta grazie appunto all'intervento dei 5 Stelle, ma ha ricordato anche il fatto, l'importanza di essere in Europa, al Parlamento europeo, non solo per quello che è stato fatto, ma soprattutto per tutte le volte che sono riusciti a bloccare qualcosa che non sarebbe andato sicuramente bene, diciamo, per gli interessi dell'Italia. Vi invito a seguire nel link di iscrizione il lungo intervento che ha fatto nelle settimane scorse a Mestre, in cui ha raccontato l'esperienza di questi 5 anni di amministrazione europea. E sapete che per quanto riguarda le elezioni europee il collegio è formato da
l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e come Chioggia Azzurra, ma anche come sottoscritto Andrea Comparato, riteniamo che è molto importante riuscire alla riconferma della Rosanna Conte, perché in pratica è una del territorio e poi in questi 5 anni ha lavorato moltissimo proprio per quei temi, ma in particolare quelli che interessano maggiormente, diciamo, il Veneto e anche altre regioni, ma in particolare per la pesca e anche per il Made in Italy, ma ce ne sono anche molti altri. È una donna avvocato che ha lavorato in maniera molto importante, si è stabilita a Bruxelles, stava 5 giorni a settimana per poi essere sempre presente sul territorio, è andata nelle varie amministrazioni, ma soprattutto non è perché è della Lega, ma perché è riuscita a fare un lavoro anche in sinergia con tante amministrazioni a prescindere dal colore, e quindi serve assolutamente che venga riconfermata, e non vi nascondo che come Chioggia Azzurra faremo una campagna elettorale molto importante, perché pensiamo che sia interesse della nostra città ma anche del territorio che questa signora venga riconfermata. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Tutti gli anni, la seconda settimana di maggio, in una città d'Italia viene vissuta la Donata Nazionale Alpini. Dura 3 giorni, venerdì, sabato, domenica, e domenica in realtà c'è la sfilata finale. E io da tantissimi anni, già quando ero piccolina, andavo alle adunate, mi portava mio papà con il suo bel cappello alpino. Adesso continuo io, perché lui, come dicono gli alpini, è andato avanti, e per tradizione io e mio marito veniamo alle adunate degli alpini e io indosso il suo cappello per onorare la sua memoria, ma anche onorare i caduti delle grandi guerre, di tutte le guerre, ma per onorare gli uomini delle guerre, non le guerre, perché gli alpini sono costruttori di pace, e se una volta anni fa erano obbligati a fare il servizio militare e obbligati ad andare in guerra, adesso invece c'è la protezione civile, c'è il volontariato, c'è chi va volontario a fare il militare per un anno. E è bellissimo, perché in questi 3 giorni, veramente ci sono tante mogli, tante donne che vengono per ricordare il proprio nonno, il proprio padre, che sono caduti e che non sono più tornati, ma ci sono anche gli incontri di naia tra ragazzi che hanno fatto il militare e si rincontrano proprio qua. Io ogni volta imparo e reimparo i valori più importanti dell'essere alpino, che sono solidarietà, altruismo, ma anche allegria, o è un minimo di sana follia, perché venerdì sera e sabato sera veramente la città è pienissima di gente, pienissima di giovani che combinano anche qualche guaio, ma in generale è un bel momento, emozionante, tutti insieme ci si ritrova a cantare, non ci sono problemi, non ci sono pensieri. E io dedico questa adunata di Vicenza proprio a un giovane amico alpino che proprio è andato in missione di pace in Afghanistan, ma è stato colpito da un cecchino e ha perso la vita il 31 dicembre del 2010. Oggi, in questo periodo, avrebbe 34 anni, e per cui ricordo questo ragazzo e dico era di Tiene, per cui proprio Vicenza tiene, e si chiama Matteo Miotto, molto molto conosciuto. E cosa posso dire? In questi giorni, ad esempio ieri sera, è stato molto emozionante per me, e ormai sono abituata, vado ad ascoltare nelle chiese i cori alpini. Ieri
eccezionalmente proprio, tanti cori hanno cantato le canzoni di Beppe De Marzi, che è uno scrittore, un musicista e un alpino, ha scritto le famose canzoni, Il Signore delle Cime l'ha scritta lui, dunque è stato veramente emozionante. E a me piace anche dire che essere alpini nella vita significa essere resilienti, che non è un termine che mi piace comunque, che cioè ad ogni problema di ogni giorno, perché ne abbiamo veramente ogni giorno, e imparare a risolverli e a superarli mettendo un piede davanti all'altro, senza grandi passi, con i piccoli passi. E cosa posso dire? Emozionata, contenta, stanca, morta, ma il prossimo anno la Donata Alpini sarà a Biella e a Dio piacendo spero di poter dire ancora c'ero anch'io. Evviva gli alpini e evviva le mamme! E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 13 maggio, è la farmacia Al Mare in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti.